Era da poco passata la mezzanotte quando lungo la Triestina, Concordia Sagittaria, nel tratto fra Lisone e Portogruaro, Ramadan Ramic, 25enne di origine kosovara, è stato travolto in pieno da un'auto. Alla guida un 57enne triestino residente nel capoluogo giuliano che stava viaggiando in direzione Venezia. La strada non era illuminata e sembra che il ragazzo stesse camminando proprio nel mezzo. Il 57enne se lo sarebbe trovato davanti, non riuscendo ad evitare l'impatto che è stato molto violento. Ramic sarebbe morto sul colpo. I sanitari del 118, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Insieme a loro sono arrivati anche i carabinieri di Portogruaro per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, già nota alle forze dell'ordine per vari precedenti penali, si trovava proprio in mezzo alla strada quando è sopraggiunta l'auto. Potrebbe non essere stato completamente lucido, ma sarà solo l'autopsia a chiarire ogni dubbio degli investigatori. Nel frattempo, l'auto guidata dal 57enne, un'utilitaria, è stata posta sotto sequestro e al momento si procede per omicidio stradale, anche se una volta avuto l'esito autoptico e terminati tutti i rilievi, il triestino potrebbe uscirne indenne. Ramic viveva con i suoi genitori e i fratelli poco distante dal luogo in cui è avvenuto l'incidente e dove ha trovato la morte.